Buonasera a tutti, benvenuti, anzi buon tardo pomeriggio. Sono le 19:35 e noi siamo pronti per iniziare con una nuova puntata. Questa sera una puntata diversa rispetto al solito, una puntata bella, tra l'altro ricca e piena di tantissimi artisti, tantissimi ospiti che saranno qui con noi. Come sempre io vado a salutare tutti i nostri belli di Bella che sono collegati sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi. Vado a salutare anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in radio, come sempre FM 103.7 in DAB blocco 10C. Saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo tramite le nostre applicazioni, tramite Facebook, tramite TikTok. Insomma, benvenuti a tutti, mettetevi comodi perché per i prossimi 90 minuti staremo insieme con l'artista principale della serata, che è Massimo Fiore, che sta arrivando. Massimo, sbrigati, io sono già qui e vorrei iniziare con il parlarvi di un evento importantissimo che sarà, adesso vediamo se riesco a farla vedere, ok, che sarà esattamente sabato 4 maggio. C'è questa grandissima serata, siete tutti invitati senza esclusione di nessuno. Se ancora non l'avete fatto, prendete i vostri biglietti perché c'è una serata fantastica insieme a Massimo Fiore, Salvo Randazzo, Dylan, e poi ci sono tanti artisti, special guest Patrizio, Savo Zauddo, Francesco Zerbo e tanti ospiti che questa sera vedrete qui insieme a noi. Tra un pochino vi daremo anche tutte le varie informazioni, vi daremo i numeri da contattare qualora non l'abbiate fatto per quanto riguarda i biglietti, come prenotarli, ringrazieremo l'organizzazione. Insomma, sarà una serata piena, però giorno 4 maggio dovete rimanere con noi, quindi tenetevi pronti senza esclusione di nessuno. E in attesa che insomma i nostri ospiti arrivano, noi siamo pronti ad iniziare ufficialmente in questo modo. Iniziamo con Salvo Randazzo. Pronti? Quando senti il botto, vai e vai col botto. Parlo tutti i giorni, a chi tu conosci il sapore tu sì. Tu ti credi superiore, sei capito sei il migliore, ma si tocca a me tu ti fai male. Devi parlare poco perché poi quando senti il botto non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti vanno a spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Chi come la casa mia, muore su letto lo seghe, chi lo caspera per me, tu doppia gli saggia vedere, tu tieni una malattia che non ti fa vivere. A parlare picca perché poi, quando sento scruscio, non puoi respirare, con una tombolata io ti vanno a spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando senti il botto non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti vanno a spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando senti il botto, quando senti il botto, quando senti il botto. Salvo Randazzo che tra un pochino arriverà qui con noi. Abbiamo aperto proprio così, quando senti il botto. Allora ragazzi, voglio ricordarvi ancora una volta la serata di giorno 4 maggio
questo evento super fantastico dove siete tutti invitati. Dove sarà? Ve lo dico subito, sarà a Mister Bianco, esattamente al Teatro Mandales. L'ingresso è solamente di 10 euro. Ringraziamo quello che è il nostro organizzatore, tra l'altro ora vi do anche i contatti, Alfiora Pisarda. Grazie, facciamo un applauso perché è lui che ha organizzato tutto questo. Ve lo ricordo ancora una volta, il 4 maggio, grande evento insieme a Massimo Fiore, Salvo Randazzo, Dylan. Tra gli ospiti speciali come special guest ci sarà Patrizio, Savozzauddo, Francesco Zerbo e artisti che adesso durante il nostro appuntamento andremo a presentarvi, anche se già li conoscete bene perché insomma sono tutti artisti che hanno cantato qui sul palco di Bella e che entrano nelle vostre case o nella vostra radiolina la sera, soprattutto durante i nostri programmi serali. Ed infatti iniziamo così, tutto al femminile questa sera, con una piccolina che si sta sempre facendo amare di più dal suo pubblico e anche lei sarà presente nella serata di giorno 4 maggio. Facciamo un applauso per Rosemary. L'hai acceso? Ok, no, tienilo pigiato, ok. Buonasera. Adesso sì. Ciao Rosemary, come stai? Bene. Bene, grazie. Allora, diciamo a tutti che giorno 4 di maggio saremo in questa fantastica serata. Ci sarai anche tu che ti esibirai, che farai sentire la tua musica, le tue canzoni. Come va con il duetto? È uscito finalmente? O ancora? Deve uscire lunedì. Lunedì, ok, l'abbiamo presentato insieme se non sbaglio la scorsa settimana, giusto? Quindi ci sarà questo duetto che settimana scorsa abbiamo presentato. Va bene, come iniziamo a cantare? Tu dici lode. Ragazzi, ve la lascio, un applauso per Rosemary. Ancora non lo so, sono innamorata. Tu mi hai fatto sciambazzi nei miei occhi, solo te. Tu diacelo te che mi innamora, che batti cuore e mi sto innamorando. Se stiamo insieme non capisco più niente, sono pazza solo di te. Quando ti vedo non riesco a parlare e se mi guardi non so cosa dire. Faccia gelosa e si deve bubbunare perché tu sei solo mio. Bello, troppo bello, lo giuro, tu per me sei l'unico e non esiste nessuno come te. Con quei tuoi modi tu mi hai fatta innamorare. Tu sei qualcosa di speciale. Ti amo io sempre di più. Tu diacelo te che mi innamora, che batti cuore e mi sto innamorando. Se stiamo insieme non capisco più niente, sono pazza solo di te. Quando ti vedo non riesco a parlare e se mi guardi non so cosa dire. Faccia gelosa e si deve bubbunare perché tu sei solo
Grazie. Bravissima la nostra Rosemary, fantastica tesoro. Grazie. Noi ci rivediamo dopo, ok? Sì. Perché abbiamo un altro brano da cantare, quindi Sì. ci rivediamo dopo, ok? A dopo con la nostra Rosemary, A dopo. vai pure. Allora, ragazzi, voglio darvi quelli che sono i contatti telefonici per poter prenotare i vostri biglietti, perché vi ricordo ancora una volta che il giorno 4 di maggio ci sarà questa fantastica serata presso il Teatro Mandales di Mister Bianco, insieme a Massimo Fiore, Mandelas, cosa ho detto io? Ok ragazzi, non ci fate caso, Mandelas, io ogni tanto perdo i connotati, è venerdì e io il venerdì sono un po' rimbecillita, è il fine settimana, quindi dicevamo al Teatro Mandelas di Mister Bianco potete già prenotare i vostri biglietti, vi do subito il numero telefonico del nostro organizzatore, il signor Alfio Rapisarda, lo potete contrattare al 350 00 16865, ve lo dico ancora una volta, il 350 00 16865, questo è il numero telefonico che appunto potete utilizzare per andare a prenotare quelli che sono i vostri biglietti. A questo punto noi continuiamo in musica perché abbiamo un altro ospite che è arrivato, anche lui pronto ad esibirsi, anche lui sarà un artista che quella sera sarà presente durante la puntata, anzi durante la serata. Facciamo un applauso, tra l'altro da un bel po' che non lo vediamo, quindi devo essere sincera, sono molto contenta di riaverlo nuovamente qui. Di chi sto parlando? Di Salvo Savevi. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuto Salvo. Come stai? Bene, un po' esaurita. Lo vedo. Io sono troppo brava, lo dico. Aspetta che possiamo fare Siallelli Kelly. No, quella fu in un altro modo, Come stai? Tutto bene, stiamo andando avanti anche con i progetti discografici. Abbiamo una settimana e mezza che è uscito il mio nuovo brano dal titolo Ho promesso che ti sposo, che faremo tra poco, e il prossimo mese, questo fine mese, ci sarà un nuovo brano trap questa volta. Sei ritornato al trap di nuovo? Mi piace di più, Okay. Non ci posso fare nulla. Vabbè, poi però da qui a 2 mesi mi cambi di nuovo opinione, no, ma sempre. quella è stata la scommessa del manager, no? Ah, ok. La scommessa l'ho vinta io. Va bene. Perché con la trap vado più avanti. Va bene. Ragazzi, vi Se faccio lo ascoltare dici tu, questo allora. La nuova canzone uscita da una Ho promesso settimana. che ti sposo. Facciamo un applauso per Salvo Savevi. Sta tempo con cagnano, perché sti bambolelle, tu stasera vuoi pazzare. Io la notte voglio uscire, la mattina sa tappare. Da tutte discoteche, insieme a te voglio ballare. Non chiamare, mi credere, io amo te, solo te. A 18 anni am preso per sposare, siamo uguali, non c'è la che ti dà. Non ti preoccupare, che un giorno il sogno si realizzerà. A 18 anni perda libertà, stai sempre a fare servizio a cucinare. Papà signore tempo ce ne sta, va bene un figlio a diventare mamma. E dammi un passo, e non sta nel riposo, tanto l'ho promesso che ti sposo. Non si può invecchiare, proprio guardando se ne può parlare. Io ti comprerò una casa come quella in Canada, insieme a te vestita in sposa, senza ti voglio giurare. Ma mi voglio realizzare, non ne correrà così. Tengo già mezza promessa in da fabbrica rossi. Non chiamare, am preso per sposare, siamo uguali, non c'è la che si dà. Ti voglio bene, non ti preoccupare, che un giorno il sogno si realizzerà. A 18 anni perda libertà, stai sempre a
sempre. Brano uscito da una settimana e qualche giorno, ancora fresco fresco, che si può trovare sul canale Savevi Produzioni, giusto? Sul canale Savevi Produzioni, ragazzi, in tutti i portali digitali naturalmente. Che dire, Savevi i soldi. Era a Dubai. Era a Dubai, esatto, noi diciamo sempre questa cosa. Esatto. Ok. Noi ci vediamo dopo, giusto? Ci vediamo Perché dopo. ci sarà un altro brano. Esatto. Va bene, A trap? dopo. Come? Trap? No, sempre napoletano. Ok, grazie al nostro Savevi. Allora ragazzi, questa sera stiamo appunto parlando di questa serata che sarà giorno 4 di maggio. I protagonisti principali della serata, l'abbiamo detto, saranno Massimo Fiore, Dylan, Salvo Randazzo, e questa sera dovevano essere qui tutti e tre, però Dylan non potrà essere presente perché purtroppo sta poco bene, e quindi facciamo tanti auguri di una buona guarigione. Però giorno 4 di maggio saremo al teatro, quindi vietato mancare. Tra gli special guest vi ricordo ancora una volta Patrizio Savozzaudo, Francesco Zerbo. Biglietti ancora disponibili, tra un po' andremo ad elencare nuovamente i numeri telefonici che potete contattare per prenotare il vostro posto a sedere, perché ricordiamo che saremo in teatro a Mister Bianco, e quindi assolutamente, come dico io, vietato mancare. A questo punto abbiamo un altro ospite speciale, lui qui è di casa perché insomma è sempre presente. Abbiamo tra l'altro molte cose belle in programma. Giorno 26 ci sarà una serata insieme pazzesca, ne parliamo dopo insieme. Facciamo un applauso per Johnny Ranno. Buonasera. Ciao Mary, come Buonasera stai? Johnny, Come bene, stai? io bene, tu come stai? Bene. Allora, già che è arrivata la primavera si sta meglio. Sì. C'è il sole, non c'è più quel freddo, e quindi insomma si sta bene. Allora, giorno 26 ci ritroviamo qui, giusto? Sì. Ci sarà un'altra puntata Sì, bellissima. con Gianni Perozzo, Alessio Macchiesi e Gaetano Coddara, le voglio salutare. Li salutiamo e poi sarete tutti voi insieme, Sì. ovviamente insieme a Nico, Rosemary, sì. tutta la nostra bella famiglia. Quindi giorno 26 tutti presenti perché ci sarà quest'altro bell'evento. Allora, parlando di giorno 4 di maggio, c'è questa serata bellissima. Sì, con Massimo Fiore, Salvo Randazzo e tanti ospiti. E tu sarai presente lì. Sì. Questa sera ci farai ascoltare un brano? Sì, te voglio. La nuova canzone del nostro Johnny Ranno. La Grazie. riascoltiamo di nuovo in movimento. Grazie. Così bella, mamma mia che stella, tu già lo scegli sto cuore, tu fa desidera, ma fa dispetto, sia reginite che tocca, esageratamente, te voglio non è luce unica, nativo veramente, facesse una guerra, mi aggredere, ma io te voglio, quando tu vedo sto cuore si scioglie, io potrei vincere facesse guerra, ho poco visto innamorata di te, ma io te voglio, non dormi a notte di pensa e tu sonno, facesse guerra e sfidasse l'inverno, e tu portasse per sempre con me, giuro, so pazzo s'amore, e non vedo più niente, già non c'è suo cuore, vicino agli occhi visti, rindasti pensieri, non voglio niente ma voglio soltanto a te, ma io te voglio, se non ci sta non sa come mi manco, è quasi un anno che ci pensa d'acqua, soltanto per te. Con Instagram mi metto delle storie, ma sai io porto pressione, volesse commentare come sei buona, tu giuro mi fai paura, esageratamente, ti voglio non è dolce unica, nativo veramente, facesse la guerra, mi aggredere, ma io te voglio, quando tu vedo sto cuore si scioglie, io potrei vincere facesse guerra, ho poco visto innamorata di te, ma io te voglio, non dormi a notte di pensa e tu sonno, facesse guerra e sfidasse l'inverno, e tu portasse per sempre con me,
che genetto, c'ha luce sto cuore, vicino io ho visto rindasti pensieri, non voglio niente ma voglio soltanto a te. Ma io te voglio, se non ci sta non sa come mi manco, è quasi un anno che ci pensa capo, soltanto per te. È quasi un anno che ci pensa capo, soltanto per te. Ok, Grazie. vieni vicino a me, Johnny, perché altrimenti la telecamera non ci inquadra. Allora, giorno 4 di maggio ci sarà questo evento, Johnny sarà presente, vieni qua, mettiamoci vicini che c'è il momento della fotografia e vi ricordo che tutte le foto le trovate sulla pagina Instagram. Arriviamo perché è la foto, 1, 2, 3, cheese, olè! Grazie. Io vorrei ringraziare Massimo Fiore per avermi invitato. Poi vorrei salutare mio zio Luigi che non ha potuto Dov'è venire lo zio Luigi? al lavoro. Gli mandiamo un bacio, Luigi. Poi vorrei salutare vorrei ringraziare anche Salvo Andaccio per avermi Ovviamente. invitato. E poi ci vediamo giorno vorrei 4. salutare Sì, il nostro e organizzatore. all'organizzatore della serata Alfera Pisatta. Esatto. Noi ci vediamo giorno 4 di maggio al teatro, non lo so pronunciare, aiutatemi, Manderas, è un po' spagnolito, a Mister Bianco. Dopo daremo tutte le varie info. Io vorrei salutare, l'ultimo saluto. Vai. Vorrei salutare il negozio Cresciamo Insieme Sì. per avermi fatto Creato questo look. l'outfit, Sì. bellissimo Johnny, molto bello, Sì. complimenti, bravi, andate, lo consigliamo. Grazie. Un bacione Johnny, Grazie, ci vediamo buona presto. serata a tutti. Grazie Johnny. E allora, noi continuiamo, ovviamente, ricordiamo anche i contatti telefonici per chi ci sta guardando in TV, ragazzi, prenotate il vostro biglietto. Io a Massimo Fiore lo picchio, sapete perché lo picchio? Perché lui avrebbe dovuto mandare la locandina che noi dovevamo mandare bene in TV, invece no, lui arriva allo sbaraglio, proprio così. E io lo picchio, perché queste cose non si fanno, perché noi siamo organizzati in modo diverso e mi sembra anche brutto mostrarvi la locandina quando in realtà noi la mostriamo in pieno schermo, quindi dopo quando arriverà qui con noi ne sentirà delle belle da parte di Merimia, sempre con educazione e rispetto, però lo devo rimproverare. Quindi il numero telefonico che potete contattare per prenotare i vostri biglietti, ragazzi, il signor Alfiora Pisarda lo potete contattare al 350 00 16865. Vi do il tempo di prendere carta e penna se in questo momento siete in giro per casa, andate a prendere la carta o la penna, o magari dovete avviare la registrazione nel vostro cellulare se state guidando. Se state guidando prima fermatevi ovviamente. Il numero è il 350 00 16865, questo è il numero del nostro organizzatore, e poi c'è anche il numero di Massimo Fiore che potete contattare sempre per i biglietti, che è il 347 33 60 220. Tutto chiaro? Comunque nel corso della serata li elencheremo ancora, perché adesso è arrivato il momento di un altro ospite che sarà presente insieme a noi durante questo evento speciale, anche lui qui a casa. Insomma, passiamo tantissime serate insieme, abbiamo fatto anche tanti eventi insieme. Facciamo un applauso per Nico Sammi. Grazie, buonasera. Ciao Nico, buonasera anche a te. Buonasera. Questa sera tu e Johnny siete splendidi, splendenti con questi look. Grazie. Siete proprio bellissimi, in pandanna. Allora, Johnny, cantiamo. Sì, va bene, te l'ho detto, io stasera sono andata, Nico, non ci fa caso. L'ho detto che lo picchierò. Nico, allora, facciamo una cosa. Io non ce la faccio stasera. Cioè, guarda là. Guarda. Non si può fare questa cosa, vieni. Iniziamo a cantare e poi dopo facciamo tutto quello che c'è da fare. Che ne dici? Cosa cantiamo stasera? Ciao, sono Nico. Va bene. Si presenta come sempre con questo brano bellissimo e anche abbastanza movimentato. Fermi là che si continua a cantare. Con Ciao, sono Nico. Tra l'altro ricordiamo che il giorno 26 ci ritroviamo qui per un'altra serata bellissima. E aspettiamo in tanti. Mi raccomando ragazzi, a breve vi daremo anche tutte le info. Andiamo che si canta.
facendo sono qua. Ti vedo ogni mattina, fuori un magazzino, con un becco a me mi fai un bacio. Mi sono innamorato, soltanto a te guardare, perché sei questa buona proprio come piace a me. Tu sai che non è cosa, tu non ti affaticare, ma io ti aspetto fuori fino all'ora che smonda. Fuori sta profumeria, sto aspettando che si fa l'ora e chi si muove. Tu ci dici le parole e ti sta se lei mi vuole, ma io ci provo. Voglio sapere se sta vogliono guasci insieme a me. Se quasi fatto l'ora, ancora un magazzino, ancora un becco a me già sta fermato. Sono troppo emozionato, quasi esagerato, mi godo perché ci chiedo con me. Mi spero che mi dice, proprio un bello sì, e non si mette a dire che poi c'è da pensare. Mi cerchi in tutti i modi, io ci ho fatto capire, che io sono innamorata insieme e si voglia uscire. Fuori sta profumeria, sto aspettando che si fa l'ora e chi si muove. Voglio dire le parole e chissà se lei mi vuole, ma io ci provo. Voglio sapere se sta vogliono guasci insieme a me. Mi sono innamorato soltanto a te guardare, che sto aspettando fuori un becco all'ora di parlare. Fuori sta profumeria, sto aspettando che si fa l'ora e chi si muove. Voglio dire le parole e chissà se lei mi vuole, ma io ci provo. Voglio sapere se sta vogliono guasci insieme a me. Ciao, sono Nico, per me stai elegante, permettimi se sento sono qua. Ti vedo ogni mattina, fuori un magazzino, con un becco a me già sta su un bar. Grazie, grazie. Ciao, sono Nico, il nostro Nico, con questo brano bellissimo. Allora, Grazie. diamo un po' di informazioni un'altra volta? Sì, che sta per arrivare un nuovo brano. Oh, Vi dico solo che è una bomba. Basta. bene, siamo curiosi, Nico. Vieni qua, avvicinati, ci facciamo la foto ricordo come sempre. 1, 2, 3, cheese! Grazie. Giorno 4 maggio, ragazzi, Teatro Manderas, ci sarà anche il nostro Nico presente. Dopo ricorderemo i contatti per prenotare i vostri biglietti. Non ve la perdete perché sarà una serata bellissima. Noi ci vediamo giorno 26, giusto? Sì. Sempre qui. Sì, Vuoi fare sì. qualche salutino? Sì, volevo salutare a mia mamma, a mio zio Maurizio, a mia zia Agata, a mia zia Cettina, a mio nonno, a mia nonna, a tutti. Tutta la E a famiglia. tutto lo staff di Bella Radio. Grazie, Nico. E volevo ringraziare Cresciamo Insieme per questo outfit. Bellissimo. Grazie. Tu e Johnny oggi siete bellissimi, complimenti. Grazie. Grazie a Nico Sammi, Ciao. ci vediamo presto. Ciao Nico. E allora, tra un pochino avremo i nostri artisti principali che saliranno qui con noi, canteranno insieme a noi, parleremo insieme di questo evento meraviglioso che appunto vi ricordo sempre che sarà sabato 4 di maggio. Ma adesso facciamo ritornare qui la nostra Rosemary. E allora, siamo tornate, belle pimpattini, pronti per il prossimo brano? Sì, E allora, lo presentiamo come si deve? ma come mi piace. ma proprio, ma come mi piace! Io ti guardo e mi accendo perché sei stupendo. Sei un po' dolce, sei anche un po' bastardo. E per questo giuro che
mi piace, io non trovo pace. Gli occhiali Christian Dior, vesti Gucci e Vuitton, ma quando mi piace, quando tu morisce, che sei tu mio bad boy, io la tua baby love, sembra quasi un film. Questa storia perfetta sono la tua queen e tu sei il mio re, disturbandomi, so gelosa e tutto quando sono gratuiti. Tu appartieni a me, appartieni a me. Na 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 na. Ma no, ma quando mi piace, io non trovo pace. Gli occhiali Christian Dior, vesti Gucci e Vuitton, ma quando mi piace, quando tu morisce, che sei tu mio bad boy, io la tua baby love, sembra quasi un film. Questa storia perfetta sono la tua queen e tu sei il mio re, disturbandomi, so gelosa e tutto quando sono gratuiti. Tu appartieni a me, appartieni a me. Na 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 na. Ma quanto mi piace la nostra Rosemary, bravissima come sempre. Grazie. Mettiti vicino a me. Guardiamo Sonny che ci scatta la foto. 1, 2. E ricordiamo che come sempre tutte le foto le troverete sulla pagina Instagram di Bella Radio, sia nelle storie che sulla pagina e anche sul profilo Facebook. Allora Rosemary, diamo un po' di appuntamenti. Il 4 di maggio al Teatro Manderas, insieme proprio a Massimo Fiore, insomma Dylan, tutti i nostri artisti. Ci sarai anche tu che ti esibirai, Ovvio. giusto? Sì. Sì. Vuoi fare qualche salutino? Sì. Vai. Allora, voglio salutare tutta la mia famiglia, tutta, e poi voglio salutare a tutto lo staff di Bella e a Massimo, e vorrei ringraziare a Massimo Fiore per avermi invitato a questa bellissima serata. Bella tesoro, non li ascoltare, allora ti distraggono, capito? Loro sono i distrattatori, che non esiste questa parola, l'abbiamo appena clonata. Va bene Gioia, ci vediamo anche con te giorno 26 però prima qui, Sì, per sì. un'altra serata insieme, ok? Facciamo un applauso per la nostra Rosemary, grazie. Sempre, ci vediamo presto. Il microfono portalo che adesso c'è il prossimo artista. Tra l'altro ragazzi, io voglio fare un ringraziamento speciale a quello che è il nostro sponsor, ovviamente Autovip. Come non parlare di loro? Sapete, ne abbiamo parlato anche domenica quando abbiamo fatto una puntata meravigliosa sempre con Massimo Fiore, c'era anche Francesca Farina, e abbiamo parlato di questa bellissima realtà Autovip di Alessandro e Antonio Puglisi. Ragazzi, noleggio e tutto il resto, contattateli perché loro sono i primi, i numeri uno in tutto. Dove li trovate? Li trovate al Viale della Regione, numero 15 a Catania. Chiamateli, contattateli per tutte le informazioni e per tutti i preventivi. Autosalone Autovip numero 1. Potete contattarli allo 095 1696 7982 oppure al numero telefonico al cellulare che è il 347 6410 880. Ragazzi, Autovip i numeri 1 nel gestire tutto quello che fanno. Sapete, ne abbiamo parlato, dopo ne parleremo di nuovo con Massimo. Noi consigliamo sempre e solo il meglio. Quando diamo i consigli, sapete che su Bella i consigli sono garantiti, e se parliamo di Autovip è perché davvero sono i numeri 1. Detto questo, ritorna con noi l'artista che aveva promesso di ritornare per il prossimo brano, Salvo Savevi. E rieccoci. Bentornato Salvuccio, bentornato. Visto quando c'è Francesco. No, papà, per me Va, anche va. mio papà. Va. Fa questi scherzi. Purtroppo. Sì, ma lui è così, è un giocherellone. È un giocherellone. Se potesse mi spegnerebbe anche il microfono a me. Sai perché non me lo spegne? A me? Perché altrimenti poi Perché c'è poi il lo graffi tutto. No, perché poi c'è il silenzio in radio. È più... L'ha spento, dai. Guarda che faccia che ha fatto, guarda. Brechino fuste tu. Va bene, allora abbiamo l'altro brano da cantare. Dal Qual è? titolo Yet sta fedina. E ogni tanto sa da fare. Ma no, ogni tanto. Non è male come cosa.
mi vuoi sapere che sto facendo senza te? Sei cambiato numero e non ti voglio sentire. È passato già un mese, che sei chiuso in da casa, manca una compagna vera più. Tutti quei progetti fatti almeno un mese fa, ma sono che non sono, si sono persi in da realtà. Ho pensato a una famiglia che voleva tenere un figlio, che poi ci ha saputo raccontare. E tu sta fedina e cancello non mi chita che ha fatto innamorare. Scende che stasera chiama quell'amico che ti può portare a ballare e ti fa più bello, perché si dice hanno cuore non si può fermare. Strappa quelle foto, butta via i regali che ti ha fatto che nulla. Vivi la tua vita senza lacrime mai più, stare sola in casa perché non può campare più. Ma come si bella, non sciupare tutto per una storia che non va. Chi ti ha fatto male e non ha uscito soltanto tu sei verità. O sacci che stai male ma vedrai ti passerà. Muore nessuno si innamora se ne va. Solamente quando pensi a delle lovate razze, a chi solo male ti può fare. E tu sta fedina e cancello non mi chita che ha fatto innamorare. Scende che stasera chiama quell'amico che ti vuoi portare a ballare e ti fa più bella, perché si dice hanno cuore non si può fermare. Strappa quelle foto, butta via i regali che ti ha fatto che nulla. Vivi la tua vita senza lacrime mai più, stare sola in casa perché non può campare più. Ma come si bella, non sciupare tutto per una storia che non va. Chi ti ha fatto male e non ha uscito soltanto tu sei verità. Il nostro Savevi. Ci siamo. Brano molto bello, con un significato un po' diverso rispetto all'amore, a tutto il resto, però ogni tanto c'è anche questo. La musica è bella per questo, perché proprio sì, che riassume un tutti... pochettino un detto siciliano. Ce ne sono tanti sceccafera. Però quando ti fissi sei come il mulo che intappi le cornas sempre là. Ah, ok. Vieni qua, 1, 2, 3, foto, ricordo. Ok, dopo ti faccio l'autografo, Mary. Tranquillo. Io? Sì. Senti? Voglio anche, oltre a ringraziare mio cugino Massimo Fiore, che mi ha invitato sia nella serata che in questa splendida puntata televisiva, voglio anche ringraziare Alfio Rapisarda, l'organizzatore, bravo. L'organizzatore, che io voglio bene, che mi sta guardando. Ti penso Alfio, tranquillo. Visto che bravo ragazzo, ecco. Giorno 4 di maggio, ragazzi, Teatro Manderas a Mister Bianco, ci sarà anche il nostro Savevi, ci sarà questa serata bellissima, ci saranno tante altre cose da scoprire durante appunto la serata che ci sarà. Vuoi fare qualche salutino, qualcosa di speciale? Allora, io volevo ringraziare sia chi sta dietro la regia, c'è papà Franco e Sonny, il fratello Sonny, con la sorella Mary. Scusa, voglio dire. E volevo fare un grande saluto anche a mio papà e mia mamma. Li salutiamo con un forte abbraccione grande. Quando vuoi ti fai rivedere, va bene? Che è sempre troppo tardi. Questa è casa mia, è sempre troppo tardi. Dice sempre così e poi lo vedi dopo un anno. Che è successo? Però quando ci vediamo è sempre una grande festa. esplosiamo. Quello è vero. Va bene, ci vediamo
Giorno 4 di maggio Giorno 4. al Teatro Mandera. Se quando vuoi sei sempre a casa, lo sai, non c'è bisogno che te lo dico. Alla prossima. Grazie a Savevi, grazie. E allora, questi erano gli ospiti della serata. Oggi abbiamo voluto iniziare in questo modo. Io voglio salutare anche tutti gli amici che ci sono su TikTok. Io di solito, ragazzi, state sit. Ha già aspettato fino a ora che ti facevi i fatti tua, mo trasi quando lo dico io. Beh, ragazzi, ho fatto una miscela tra napoletano e siciliano, non si è già capito niente, però vabbè, voi avete capito. State sit. Quindi stavo dicendo, per tutte le persone che sono collegate su TikTok, ragazzi, lo so che non vi ha salutato e di solito lo faccio sempre. Adesso andrò a salutarvi perché abbiamo fatto cantare gli ospiti, così adesso facciamo entrare gli artisti principali e posso dedicarmi a voi. Detto questo, direi che è arrivato il momento di fare entrare proprio loro, perché è vero che sono arrivati in ritardo, però è da un pochino che stanno aspettando, quindi direi che con poche parole possiamo chiamare direttamente i loro nomi, in modo che così riusciamo a parlarvi un po' di tutto e soprattutto li sentiamo cantare. Facciamo un applauso per Massimo Fiore e Salvo Randazzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti. Ciao Salvo, bene, un po' esaurita. Come stai, Mary? Tu te le do con legno, te le do con legno. Fai il monello. Te le do con legno questa sera. E allora, ragazzi, innanzitutto ben arrivato Salvo. Grazie. Questa è la prima volta che tu vieni qui su Bella. Aspetta. Fate chiudere, tu non devi mezzo stare. Io nel mezzo, certo. Guarda che gentleman, è un gentiluomo, dai, per questo sì. Guarda che gentleman. Dicevo, questa è la prima volta che tu vieni qui su Bella, proprio in occasione di questo evento molto bello che sarà giorno 4 maggio, che siete proprio voi protagonisti insieme a Dylan. Ricordiamo che oggi Dylan... Mio fratello non è potuto venire alla febbre. Esatto. Febbre. Mandiamo un grande saluto, ciao fratello Dylan. Se ci stai guardando, perché ti sei fatto venire febbre proprio ora? Perché? Ci volevano... Ci sono io che ti copro con Salvo oggi. Io volevo precisare anche, non sono potuti venire gli special guest della serata. Non è potuto venire Salvo perché suo papà, Salvo Zaudo, perché suo papà ha fatto il compleanno. Buon tanti auguri zio Ottavio. Però li salutiamo. Poi non è venuta. Aspetta, domani vuole la totta, perché Salvo Zaudo la mattina si fa la puntata con Francesco. Io ho portato la totta, nel frattempo pompa la stasera. Ecco. Non ho soldi, manco per mangiare. Quindi Salvo Zaudo, Francesco Zerbo pure sarà anche lui. No, Zerbo non c'è. Non ci sarà. Non ci sarà perché ha preso lui già. Spieghiamo questa cosa perché Zerbo non ci sarà. Cioè, ma le cose, ma perché non me le dite a me? Che vedi perché io mi arrabbio quando le cose sono fatte? Ma tu, se hai la locandina, lo vedi che Zerbo non c'è? Datemi sta locandina. Guarda che cosa combino io stasera. Fammi per Francesco. Ma è la locandina vecchia. Questa datami fu. Questa datami fu. Colpa tua. Vabbè, Francesco Zerbo perché ha avuto un impegno a quel giorno, perciò un altro ha disdetto. Ok. Però forse ci saranno due ospiti speciali? Vabbè, ci sono tante sorprese, dico, non è inutile non parlare ora. No, anche Patrizio che non è potuto venire, lo salutiamo, per causa di lavoro, che salutiamo. Lui che ovviamente lavora per il nostro sponsor, lo ricordiamo sempre, Auto VIP. Allora, io qua con tutto il pubblico che è qua, appena non vi state zitti, da quando in qua la presentatrice ha dovuto rimproverare perché si sente una caciara. Sapevi, con tutta la colpa ti sapevi. Io non lo so, veramente. Dovete parlare tra di voi, ma parlate a bassa voce, che qua siete un ciciulio mio. Io voglio ringraziare tutti gli sponsor di quella sera che sono stati tutti partecipi. Li vuoi elencare? Li andiamo a ringraziare molto velocemente, veloce. E fallo tu perché sono tanti. Dai, andiamo a ringraziarli molto velocemente. Il panificio Risorgimento, Pane Food e ancora Washing Room, la pasticceria Lomardo e poi la macelleria Salumeria Galermo, The Farm, Ricauto, la macelleria Gangemi, la macelleria Sicil Carmine, la panineria Il Capriccio, l'autosalone Riccardo, Eurocasa, la stazione del Gusto, la macelleria Quina Trattoria da Enzo da Chianca. Scusatemi, io quando con il siciliano italianizzate. Mi esce un po' strano. Poi ancora Frank Bar, Bude 20, l'Orizzonte, il panificio Trovato, la macelleria Salumeria di Triolo Angela e ancora l'altra macelleria che non capisco come si chiama, Buda Gastronomia, tutto parti, grazie ancora, un applauso forte. Panificio Trovato. Già l'ho detto. Ci associamo. È il nostro sponsor principale, Auto VIP di Alessandro e Antonio Poglisi, che
ringrazio. Che oggi ci hanno mangiato il suo Magan. Grazie Antonio, grazie Alessandro. Grazie mille, grazie Siete grandi, veramente. Diciamo che abbiamo anche Nino qui con noi, con tanto dopo lo facciamo salire, dopo al fine lo facciamo salire. Siamo su TikTok, dove siamo da parte tua? Su TikTok. Lo facciamo salire. Un bacio autovip, un bacio forte, un bacio forte. Intanto andiamo in musica, che c'è tanto. Certo che sì, dopo salutiamo Andiamo. anche tutti gli amici che ci stanno scrivendo, raga, perché sono tantissimi. Vai Salvo Andiamo, Rondazzo, Salvo, visto ti che è la lascio prima volta che sei qui con il noi, Paco, ti do direi- l'onore perché è la prima volta. Vai. Vabbè, stavo direi cascando. anche grazie quasi quasi. Con Comunque quale complimenti per la struttura e l'ospitalità. Qui Grazie. Catania è come fosse la seconda mia casa, perché mi trovo troppo bene. Mi dispiace che ci hai trovato in un momento in cui io ero totalmente esaurita. Lo so, Che è vabbè, arrivato- lo so. Io so. Non è un mia, problema. colpa Va bene, mia. cantiamo, dai. Con quale Vai, brano andiamo in iniziamo? bagno. Quando senti il botto, vediamo Ovviamente, se. lascialo cantare. Andiamo, Vai. si inizia alla grande. Vai, vai, e vai col botto. Parlo tutti i giorni, a chi ti conosco sapere tu che sì. Tu ti credi superiore, sei capito sei il migliore, ma si tocca a me tu ti fai male. Devi parlare poco perché poi quando senti il botto non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Chi come la casa mia, muore su legge lo seghe, chi lo che spera per me, tu doppia gli saggia vedere, tu tieni una malattia, che non ti fa vivere. A parlare picca perché poi, quando sento scruscio, non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando senti il botto non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintapito giuro che non ti faccio passare. Quando senti il botto, quando senti il botto, quando senti il botto. Salvo Randazzo. Bravo mio fratello Salvo. Salvo Randazzo con questo Ma brano. perché Vai, quando metti. quando senti il botto, io mi spavento quando sento il botto. No, che c'entra? Non ti devi spaventare, devi stare tranquillo. Allora ragazzi, ci sono tanti messaggini. Tra l'altro c'è Dylan collegato che vi saluta. Ciao mio fratello Ciao Dylan, un bacio. Che sta proprio salutando ragazzi tutti. Non mi raccomando, venite. Quindi sei in diretta tutti su TikTok, Sì, giusto? sta Quindi leggendo. un bacio a tutti gli amici di TikTok. Esatto, sono tutti presenti. Ricordiamolo il fatto che tu domani sei a Catania e consegniamo i biglietti, sei chiaro? Sì. Domani siamo qui, quindi se dove volete il biglietto potete contattare mio parrino Alfio Repisarda, Adesso nonché diamo il l'organizzatore contatto. di questo bellissimo evento di giorno 4 maggio al Teatro Mandelas, ovviamente Massimo, la mia vita Massimo. E consegniamo il biglietto. Consegniamo il biglietto, io sono qui a Catania, quindi se volete io domani sono qui tutta la per giornata fare per foto, voi. facciamo foto, TikTok, tutto quello che volete, va E bene? allora diciamo a tutti che potete tranquillamente chiamare il numero 350 00 16865
oppure il 347 3360 220. Ragazzi, contattatelo, così una volta che c'è anche Salvo qui a Catania c'è questa occasione che vengono Massimo e Salvo e ve li portano direttamente a casa. A casa vostra. E si sente bene, se si sente bene viene anche Dylan, dai che si riprende. Allora c'è Masha che vuole essere salutata. Ciao Masha! Salutatela. Ciao, Masha. Perché sta intaccando TikTok. No, vabbè, ma lei è la mia fans numero pazza, ok. C'è anche Angelo che vi saluta. Ciao, ragazzi, Angelo. lo salutiamo. Dice soprattutto a mio fratello Massimo, quindi penso che lo conosci. Angelo chi? Posso? No, c'ha un cuore, una palla di pallone. Ciao mio frate Angelo! Una palla di pallone, ragazzi. Cioè, E allora ho capito. il pallone e i cuoricini colore del Catania. Ok? Angelo Caniglia. Ecco, Ciao fratello. Poi c'è anche Stefi che vi fa i complimenti. Ciao cugina. Un bacio. Sabrina anche lei. Angelo Caniglia, ma già risposto. Angelo Caniglia, infatti io già l'avevo capito subito quando mi dette il pallone. Poi c'è Mary e Giuseppe che vi saluta. Ciao, Scarface. Salutiamo a tutti. sono Andiamo in veramente musica perché abbiamo poco tempo e Tanti. Salutiamo tutte le persone che ci hanno scritto su TikTok, tutte Dopo le persone. continuiamo a mi raccomando, ricordiamo sempre, domani saremo disponibili Per i io biglietti, e Salvo sì. Randazzo per i biglietti fino a Consegniamo casa noi vostra. personalmente, sì. Fino a casa vostra. Ragazzi, mandate l'indirizzo, posizione WhatsApp, non vi preoccupate che loro arrivano dritti. Un nisiti, magari Giappone veniamo. Non so se ti conviene più così questo. Poi ci sarà anche, casomai c'è l'auto Auto VIP, VIP. ci dà anche l'auto per andarci, perciò Mi dà con tanto di autismo. motorini, motocicletti, c'è che chi è? Con tanto di autismo. Abbiamo l'autista, le auto, non manca niente, ragazzi. Possiamo tutto. consegnare tranquillamente. Va bene, Massi, cantiamo. Va Sono bene. rimasti gli ultimi 30 minuti. Noi ci Canti mettiamo con tu. la chiacchiera e vola tu. il tempo. Cosa cantiamo? Sonny sa quello che vuole mettere mette. Va bene, allora. Per me è scelta uguale, tu. ormai sono di casa. Dai, andiamo con Massimo Fiore. E lo sapevo che mettevi questo, me lo sentivo. Non è servuto giura niente, non tiene ancora sentimento, però stasera non si brava recita troppo danata, scusa non mi tentare. Io sto con lei su una murata, non voglio fare ancora peccate, mattina a casa ti prego, non mi provoca, non mi faccio sbagliare. Io con lei, tu con lui, una storia a metà, quanto tempo durerà, trova forza in cielo stasera, chiedeva a lei, tutto sembra normale, lo sai, non sospetta mai niente di noi, non ce la faccio, non la posso lasciare. Ora se non si comanda e il sentimento non ne può cambiare, mi sento che sto sbagliando ma è più forte me, sono innamorato di tutte e due, tutte mi sento nata cosa, mi fa morire quando mi va da casa, con lei è tutto perfetto, pure vinto, ma sa può fa morire. Io con lei, tu con lui, una storia a metà, quanto tempo durerà, trova forza in cielo stasera, tieniamo a lei, tutto sembra normale, lei lo sa, non posso spiegare se niente di noi, non ce la faccio, non la posso lasciare.
questo Io con brano lei, io con qui lei. su Bella durante Voglio ringraziare mio fratello Ezio D'Urso per il salutiamo. brano, che tu lo sai che Ci associamo. siamo Pappa e Ciccia. scriviamo Una insieme. famiglia. Pappa e Ciccia, pappa e Ciccia. Ecco, diciamo così. Allora Facciamo ragazzi, una foto, sì, facciamo Però la foto aspetta, ricordo. mettiti Sì, sempre perché nel tu mezzo. hai Ah, io nel cosa mezzo, così, io nel nello mezzo. mezzo, io nello mezzo, posizione foto 1, 2, cheese. E ricordiamo sempre ragazzi, sabato 4 maggio al Teatro Manderas a Mister Bianco. Ma io la posso fare, diciamo, una cosa fuori programma? Tipo che non le fa mai, no? Fai tu, Oggi sta ormai. chiedendo. Salvo, me lo permetti? Come Io, Questa sei sera a di casa fare- tu, sei a casa tua e io ti devo permettere assolutamente. come se Aspetta, non lo quando fa. faccio una telefonata, Come se non va. lo fa, come se non Fai lo una fa. telefonata. Sonny, me lo fai un favore, gliela metti la canzone di Mary Milani perché no! mi devi cantare la canzone questa Ah, sera. beh, Ti ho canti pure. preso, non lo vedi? Questo aspettavo, questo momento. Siccome tu mi fa piacere, Hai sentita? Ti è piaciuta? Certo. Il testo l'ho scritto io, ha un senso importante, l'ho scritta e proprio questa per sera tu me la devi cantare. Gli arrangiamenti chi l'ha fatto? Sonny. Sonny. Sonny è un producer bravissimo, ha suonato. Sonny è un mostro. E qua svelate tutto live. Sapevi? Fai una cosa E il video l'ha utile, fatto fammi- sapere, allora, Sì, scusa. il video l'ha fatto sapere. infatti. Fammi il video mentre canto. La per squadra, favore. la squadra. Vai, Mary, fammi Ok, vai, ascoltare. allora, vai. Dai, tutta per me. Aspetta, mi tenuto. Cosa c'è? Sappi che questa vita è in mano tua. Cosa c'è? Ricorda che non può piovere per sempre. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare. Renderò tutto perfetto. E renderò tutto perfetto. Questa vita è la mia, voglio sentirmi libera di vivere a modo mio. Questo è il sogno mio, voglio ballare. Niente potrà togliermi la voglia che ho di ridere e vivere un mondo bello da morire. Non vedo più a buio intorno a me, il sole alto mi accarezza il volto. C'è solo luce intorno a me e brillerò. Questa è la storia mia. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare. Renderò tutto perfetto. Questa vita è la mia, voglio sentirmi libera di vivere a modo mio. Questo è il sogno mio, voglio ballare. Niente potrà togliermi la voglia che ho di ridere e vivere un mondo bello da morire. Di ridere e vivere un mondo bello da morire. Grande la Mary!
Ce l'ho fatta. Complimenti. Questa sera. Grazie. Complimenti Sonny. Ce l'ho fatta. Ragazzi, ricordiamo che il giorno 4 maggio ci sarà il Via di Milano. A sto punto. Ti farà andare anche a teatro. Non sapevo questa esistenza, sinceramente. Hai scoperto anche questo? La Catania è bella per questo, perché si scopre Allora, sempre te la qualcosa posso dire di una nuovo. cosa? Sonny fa gli arrangiamenti, non lo sapevo. Io questa canzone l'avevo sentita. Sonny suona Sonny, ora cominciamo a lavorare, Sonny. Solo tramite telefono, mai dal vivo. E oggi devo farti un bel testo, una anche bella italiano, canzone, un bel testo, la musica bella. E brava Johnny. Complimenti. Il testo Ora mi fai tu a indicare a tutti Johnny bravo. di non farsi mai chiudere le ali. Nella vita, Sì, la vita è ho una e ascoltato un dono appunto bellissimo. questo. Bene, ma vuoi scrivere una canzone mia? Ti piace? Ora sto facendo l'altra, sempre con Sonny, Ma perché... scrive è tutto italiano, però devi fare Ma qualcosa. io so parlare nemmeno il siciliano, immaginati Perciò, che figurati. dovessi dire una parola in napoletano. Stata a casa. Questa. Vabbè. Grazie, la Bella, mia. bella, Ti bella, piace? bella, Una bella È canzone. il testo, L'ho è sentita concentrato dal bene, vivo, sì. l'ho sentita dal vivo e mi è Visto, piaciuta molto. bene, Vabbè, sono cantiamo. contenta, Io grazie. Ulisse. Adesso però contà. E te lo dice un palermitano. Radio Bella ci le Me Te l'hai lo dice, fatta, me te lo l'hai dice un fatta. palermitano, che è bellissimo il testo. Grazie, bellissimo. grazie di cuore, grazie. Anche grazie. Sonny, bravo. Vai Salvo, vai musica. Va bene, cantiamo? Cantiamo, cosa ci fai sentire, Salvo? Una storia quando è storia. Quale? Dopo. Che mi chiama a fa, non ci amavo di. Sono passati 5 minuti e tu insisti che non l'hai capito, che t'ha già spiegato. Non c'è niente più, mi è venuta una peccato, se io volevo da cioccolata tu. Mi è venuta bugie, mi sporcata poesia, con l'ingiusto cuore motivo e colori da chiesa macci. Non sei mai stata mia, tu sei solo da noi. Ma che cavolo dici, stiamo bene insieme. Un momento rifrecciato in amore mio, picchiata manni boom. Ma la storia quando è storia è fatta cuore e verità. E quando mi mano mi fuori un modo. La faccia è bella e sti capelli che non mi può accattare. In testa vita niente, viene per il me. Niente viene per il me. Ma che anni fa non mi accarezzato. Tutto che se tu l'hai voluto, tu sai che già si ho passato io. Che parlavo con te, noi contenta con noi. Era forte st'amore, vinceva e paura era tutto ciò che sai. Che la voce in oscura, appicciava follia. Questo dato sta luce vega, tutto nero ma. La storia quando è storia è fatta cuore e verità. E quando mi mano mi fuori un modo. La faccia è bella e sti capelli che non mi può accattare. In testa vita niente, viene per il me. Niente viene per il me. La storia quando è storia è fatta con è verità. E quando mi fuori un modo. La faccia è bella e sti parole che non mi può accattare. In testa vita niente, viene per il me. Ma che anni a fare non ti viene più. Tu sai quanto mi costa a te scordare. Quanto male sto male ma che fa. Hai fermato sto coro pieno. Tutto finirà, tutto passerà. Perché il tempo ogni cosa porta via. Un ricordo rimane sempre qua. E te resta troppo cambiare te.
Ok, andiamo, ok, vai. Te penso sempre, sì, vai. Una voglia pazzesca da stringere fuori tengo una voglia pazzesca fa amore con te quando mi scende la mattina ti sento vicino la previsione del tempo ci fa stare male e ogni gettone che scatta non può niente godere e ogni gettone che scende io mi reggio ma stai pensando pure io ti penso pure io sto impazzendo morendo per te stai sonnando, pure io ti sonno, pure io sto soffrendo, morendo con te, lontana da te. Sei ancora lì, amore mio, non ti sentivo, eppure ieri che hai fatto sei stata male, sono stata male pure io e ti cercavo, quanto mi mangi tesoro, come mi manca. Ma stai pensando, pure io ti penso, pure io sto impazzendo, ma stai sonnando, pure io ti sonno, pure io sto soffrendo, morendo con te, lontana da ma stai sonnando, pure io ti sonno, pure io sto soffrendo, morendo con te, lontana da Grande, sai questa canzone che mi piace molto. Lo so. Andiamo ancora in musica, vai. I brani li scegli tu, va bene. Vai, andiamo ancora in musica. Andiamo avanti, va bene, vai. Ah. Ciao, sono me, sana vita, non tu squidare mai, una tavola aperta e t'aspetto. Uè, serpente velenoso, pensi sempre a me. La mattina sera, forse non dorme nemmeno a notte, ma tu puoi capire che con me piglia a botte, è gelosia, tu stai morendo. Ma perché fai così che stai una malattia, si cattivi in tuo cuore dall'anima tua, ma stai sempre a guardare un po' profilo mio, ti ha scattato faccia verde tu mo ti cura, state zitti, non parlare, tu sei bravo, solo che parlare. Son Gigetto, 50 anni, fisichetto, ta. Se. Il pranzetto del Gigetto, 50 anni, fisichetto, è una tavolo piatto. Tu di me non puoi parlare, no, io ti faccio vedere male, ai, si cattivo in tuo cuore, no, con
Gigetto ti fai male. Ma perché quando tu vedi me te ne vai, scappi a volo, non tieno coraggio di parlare. Quando vuoi tanto sai ci potremmo incontrare, non parlare dietro una tastiera. Io lo so che sei tu, che commenti sempre tu. Dimmi tu che vuoi fare, una bomba ti posso dare. Pensi sempre a me, la mattina sera, forse non dormi nemmeno a notte, ma tu puoi capire che con me piglia a botte, è gelosia, tu stai morendo. Sì, a me mi piace mi dici labbra perché mi facciano belle munci. Ma che l'hai in modo senza ante? Vabbè, ok, perché ti dormi che sei sivo, tu prefazze. Ma perché abbiamo fanno umore? Vabbè, la stiamo chillando, fanno umore, perché piglio poi il maggio e mi faccio poi il gonzola. Grande Salvo, grande fratello. Grazie. Io come vedi questa sera Ti sei scatenato stasera. Ah certo, perché da quando mi hai scatenato. Mi scateni. E questo mi fa Io ti piacere. voglio ringraziare sempre per la tua disponibilità che hai Sempre, verso i miei sempre. confronti e verso mio padre. Ovvio, mio padrino quello, è la mia Tuo vita. padrino, Mio ti voglio ringraziare, grazie di vero Ma cuore. grazie a te, vita, di tutto quello che fai. E speriamo che il giorno 4 vi divertite. Sì, giorno 4 maggio, ragazzi, non vi dimenticate. 4 maggio, Teatro Domani- Mandelas. Mi raccomando, domani saremo disponibili per voi. Salvo ora andaccio a casa vostra per Portiamo il biglietto. biglietto a casa. Canti tu? Sì, faccio. Vai, Massimo Fiore. Grazie. Namagamo non vedo giorno, c'ho figli in da notte, non ho più tornare. Se facciamo la pazzita, perché sapevamo un giorno può capitare. E sto prendendo, non dormo, prego a Dio che io non succede niente. Paramo dolci canette, voti in città, nessuna vita ogni giorno la carta. Hanno giurato cosa manca, portano ristorante, a che sta sua voce da la. Hanno scelto stabilite l'anno capa, non voglio più tornare che da vita che sta cacca. Alla Catania ti prego non ne giudicare, sono tutti biglietti che io. E non lo fa amore niente, spidammo se che bravo le che ce io, se lo compagna da vita non pazza la papà, non so può perdonare. La mamma sta preoccupata, se sento rumore, una serena appicciata. Si pagasse una pulanza, da un momento con le sue si è fermate. E chiamano, non sapeva dove stare, sente la voce, ritorna da vita vivere. Compana motociclette, potete città, nessuna vita ogni giorno libertà. Hanno giurato cosa manca, portano ristorante, a che sta sua voce da. Hanno scelto stabilite l'anno capa, non voglio più tornare che da vita che sta capa. Alla Catania ti prego non ne giudicare, sono tutti biglietti che io. Ma non la fa amore niente, veda ma se che bravo le che ci dica io, se lo compagna da dita non fatta capa banana, non si può perdonare. Hanno scelto
stella nata, non vorrei più tornare che da vita che sta da cara Catania ti prego non è giudicata, su tutti i miei e non la fava pure niente, spiega a base che bravo che si stiano accompagnando di roba da capapana, non si può parlare con una ragazza. Grazie, grazie. Allora, questo brano voglio fare una canzone che ho scritto molto tempo fa e lo voglio fare, è un duetto, Simmo due frate, questa è la nostra storia, è la storia di mia e di mio fratello Dylan che stasera non c'è e lo voglio onorare così, con questo duetto. Passione andiamo insieme io e te, ma sono contento perché tu stai andando con me. Si può toccare la gatta con passione e tutte le volte non proviamo l'emozione, torniamo sempre carrione e non cantiamo tanta gente. Andammo per questa gente che non c'era, ma noi speravamo che non ne stanno fuori. Andammo per questa vimma sta passione e ringraziamo a te che papà. Sono felice e sai contento a sta canzone tu hai scritto a me. Sarai un frate mio, pure che io ci tengo assai, a sta canzone che ci rimane. Sono stato vere parole, hai fatto tutto con me, farei tutto con te, ma sono contento perché stiamo cantando niente, siamo toccati la cantata con passione e tutte le volte non proviamo l'emozione, suoniamo sempre la luna e non cantiamo tanta gente. Andiamo per questa gente che non c'era, ma noi speriamo che non ne stanno fuori. Cantiamo per questa vimma sta passione e ringraziamo a te che papà. Andammo per questa gente che non c'era, a noi speravamo che non ne stanno fuori. Andammo per questa vimma sta passione e ringraziamo a te che papà. Grazie, grazie. Il signor Alfiero Ho voluto Pisarda. chiamare mio padre perché hai fatto bene, hai fatto una cosa bella. Mio padrino. È stato lui che ci ha dato questa passione. No? Certo, in questo caso stiamo parlando di Innanzitutto musica. che è l'organizzatore della Adesso serata. ne ma parliamo poi prima di appunto questa cosa che è più voglio bella. ringraziare mio padre per il piccolo dono, per la piccola passione che ci ha dato sia a me Che a Dylan. Cioè a me
poi io l'ho trasmessa a mio fratello. Avanti, lui si mette sempre in mezzo, è così. che si deve prendere i tempi, Lo so, ho 20 anni in più di mio fratello. ma non importa, La sempre passione nel sangue, però. Vabbè. Tu lei sempre con Andiamo a Cesare Cantami di nuovo una canzone. No, basta, vieni Cantamela di qua. nuovo. Non ci arriviamo. E abbiamo avuto, e voglio ringraziare mio padre per averci Una cosa dato questa piccola, anche mia mamma, ringraziamo. Però voglio ringraziare lui perché ci ha dato questa passione. Perché lui, tu devi sapere che lui quando era ragazzo cantava pure. Sì. Però poi Ha smesso. Dobbiamo sentirlo. no, No, poi lui poi si innamora di nuovo di cantare. che brutto scherzo ma fa Scusate, io non voglio farmi uccidere a Palermo perché mi arrivano messaggi. Vai, salutiamo tutta la bella Palermo, tutta la mia Palermo e forza Palermo sempre. A Palermo Bella Radio ha uno studio pure, Sì, trasmettiamo da lì, quindi noi siamo molto legati a Palermo. La Flash Music, alla Flash Music di Ignazio Caracausi. Ciao maestro Ignazio. Ciao Ignazio, ti voglio bene. Allora, io voglio salutare Giampiero Macaluso, se me lo permette. venite, mettetevi più in qua, facciamoci più in qua. Vieni. Voglio salutare la Record Music, nonché la mia produzione che mi produce da ben 5 anni, tutta la famiglia Macaluso. Un bacio a tutta la famiglia Corulli. Ciao Giampiero, ciao Un bacio a tutta la famiglia Corulli e un bacio alla mia Palermo. Non mi mandate più messaggi? Vi ho salutato. Un saluto per tutti. Mi associo io anche ai saluti e saluto anche tutta la bella Palermo e la famiglia Macaluso. Un bacio. Salutiamo tutta la Sicilia perché comunque ci guardano da tutte le parti. Per Palermo. Ecco, ma salutiamo tutta la Sicilia perché ci guardano da tutte tutte le persone che ci seguono e tutta la Sicilia e tutta l'Italia, tutto il mondo. Bravo. E questa sera abbiamo fatto capire in poche parole Catania e Palermo. Amore, ma quello da una vita. Lasciamo stare il calcio, l'amore tra Catania e Palermo c'è stata sempre. Esatto. Ragazzi, allora, prima di ricordare tutti, io vorrei far entrare con noi gli ospiti che questa sera si sono esibiti perché saranno presenti con noi, quindi facciamo tornare Rosemary, Salvo Savevi, Johnny Ranno e Nico Sammi. Ragazzi, scusami se ti disturbo, volevo anche qui sul palco Antonino Puglisi. Ecco, certo, bravo. il nostro sponsor. Il nostro insieme al mio padrozzo Alessandro Puglisi, che manda un grandissimo bacio. Ciao vita mia padrozzo, mando un bacio anche a mio fratello Patrizio, mando un bacio a Ezio D'Urso, a mia mamma, a tutta la mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli e un bacio grande lo do a Sabbo Randazzo. Mettiamoci in posizione foto. È innamorato di me, ragazzi. Nel frattempo, io sono innamorato di lui e della sua bellissima famiglia. Bella, fate foto, posizione 1, 2, 3. A me cucino sapeva, non si vede. Salvo, vieni qua, noi siamo piccolini, mettiamoci avanti, dai. 1, 2, 3, posizione foto, raga. E allora, ragazzi, prima di chiudere Salvo stasera, vogliamo ancora ricordarvi che il giorno 4 di maggio ci vediamo tutti a Mister Bianco al teatro Mantelas di Mister Bianco. Ragazzi, l'ingresso è solo 10 euro. Vi ricordo ancora una volta il numero telefonico perché domani Salvo Randazzo sarà qui a Catania insieme a Massimo, vi porteranno i biglietti direttamente a casa. Se ancora non l'avete fatto potete contattare i seguenti numeri, prendete carta e penna, rapidi il 350 0016865 oppure il 347 3360 220. Questi sono i numeri, ci sta anche su Facebook la locandina. Anche i special guest che ci certo sono. Gli special guest Rosemary, della serata saranno Rosemary, Savozzauddo e Patrizio, che tra l'altro salutiamo, dovevano essere qui ma questa sera purtroppo non sono potuti essere con noi. A questo punto, ragazzi, da domani lunedì troverete la puntata anche sul canale di Bella, quindi la potrete rivedere. Noi ringraziamo tutti i ragazzi che sono stati qui con noi. Un attimo, voglio ringraziare tutti gli sponsor, in particolare l'autosalone VIP di Alessandro e Antonino Puglisi che aspetta, ci faccio spendere 2 parole. Ricordiamo salutino. che si trova in via della Regione 15 a Catania. Grazie intanto a tutti, voglio salutare tutto lo staff di Autovip, di Harmony Car e tutto lo staff della Circonvolazione, di Sport Cars. Ringrazio comunque sempre Bella Radio per ospitarci sempre al meglio. Siete a casa, Nino?
Ricordiamo che da voi di tutto e di più, dalle automobili, le due ruote, insomma tutto quello di cui hanno bisogno, comprate, vendete, noleggiate, tutte le cose. Quindi ragazzi, qualsiasi cosa contattateli anche per i preventivi, perché sono fantastici. Nino, ti aspettiamo per una prossima avventura insieme. A presto, ci stavamo mettendo d'accordo con Sonny per la prossima serata. Va bene. Noi ringraziamo anche Salvo Randazzo che oggi per la prima volta è stato qui. Spero che sei stato bene, Salvo. Sì, infatti volevo ringraziare te, tutta la tua famiglia, tutto lo staff di Bella Radio, Sonny che è grande, e lo zio Franco. Un bacio, il mio associo. Bellissima radio, una bellissima struttura, bellissime persone, bellissima ospitalità. Grazie, quando vuoi sei a casa tua. E sono felice perché mi eliminare stasera, mi cantavo una canzone. E complimenti di nuovo a te. Grazie. Ciao ragazzi, alla prossima, ci vediamo prima di giorno 4, scusate, ci sarà un'altra puntata su Bella Radio con tutti noi. Rimanete vi aspettiamo, alla prossima. Ciao. Parlo tutti i giorni, anche tu conosci il sapore, tu che sì. Tu ti credi superiore, sei capito sei il migliore, ma si tocca a me tu ti fai male. Devi parlare poco perché poi, quando senti il botto, non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintavito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintavito giuro che non ti faccio passare. Chi come la casa mia, muore su legge lo segui, chi lo caspera per me, doppia gli saggia vedere, tu tieni una malattia, che non ti fa vivere. A parlare picca perché poi, quando sento scruscio, non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintavito giuro che non ti faccio passare. Quando senti il botto non puoi respirare, ma non l'hai capito che a te ti faccio male. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintavito giuro che non ti faccio passare. Quando sento scruscio non puoi respirare, con una tombolata io ti mando spiutare. Non ti pare bene, stai con me stasera, rintavito giuro che non ti faccio passare.